sono 14 punti percentuali in meno in Comune di Venezia rispetto al resto del Veneto e il resto della città metropolitana di Venezia. È chiaro che non c'è solo una differenza di orientamento politico, ci sono tanti dei nostri sostenitori che vogliono il referendum per 2 comuni che sono rimasti delusi per il mancato accorpamento. Il mancato accorpamento del referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia con quello sull'autonomia del Veneto è costato diversi punti percentuali sull'affluenza nel comune di Venezia. Questa almeno è la lettura fornita dai separatisti che fino all'ultimo avevano sperato di poter votare su entrambi i quesiti. È chiaro che Zaia, per non scontentare il sindaco, ha cercato di evitare l'accorpamento, in questo modo ha dimostrato chiaramente che il sindaco non traina più voti e che invece se Zaia vorrà avere un sostegno potrà averlo solo dagli autonomisti mestrini e veneziani. Sulla stessa linea il leader dei separatisti veneziani Marco Sitran. Nella città storica nota l'affluenza è stata appena del 34%, un dato che dovrebbe far riflettere. Vorremmo adesso far capire che l'unica salvezza per i 2 comuni di Mestre e Venezia è quella dell'autonomia. Così come i cittadini veneti hanno capito che possono avere più autonomia e più competenze trattando con lo Stato, noi vogliamo dalla Regione semplicemente quello che è già previsto dalla Costituzione.